Pronti? 1, 2, 3. È buona la prima partenza e sfila davanti a tutti il numero 3. Contact squalificato. Bacco Baciò davanti a tutti e alla sua destra già si presenta Numero qualcuno 4, che è Fuoco dei Fine Venti, Truth, che prova a sfondare ma confonde l'andatura e quindi sbotta di galoppo. Quindi davanti a tutti abbiamo numero 8, Bacco Baciò, Femtrot, ovviamente salvo errori di vista. Bacco Baciò è effettivamente davanti a tutti, seguito dal numero 7 di Elodie. Si presenta subito Falena che chiede strada e viene concessa da Lorenzo Talpo dopo 400 metri trascorsi in 34. Quindi davanti a tutti c'è Antonio Di Nardo con Falena, seguito da Bacco Baciò e Lorenzo Talpo, poi tutto il resto del gruppo con terza posizione alla corda di Elodie. Arriva il numero 11 di Forgido, quindi Sandro Miraglia è il primo di quelli che partono da dietro a presentarsi nelle prime posizioni. 600 metri in 46, si va da 1,16,6, quindi assolutamente andatura di trasferimento non scomoda per nessuno. Quindi Falena conduce, Antonio Di Nardo sempre alla guida solido, precede Forgido e Bacco Baciò come coppia di cavalli che lo stanno in questo momento seguendo nella sua marcia di trasferimento, e si arriva in questo modo a un altro paletto trascorso con un'andatura assolutamente cadenzata ma tranquilla, 15,5 per quello che è la curva. Posizioni immutate, continua a destra di tutti Forgido, dietro di lui si è messo Denzel Washington e dietro di lui abbiamo Crystal Ross. Quindi la linea esterna si è andata a comporre di tanti componenti che sicuramente potrebbero essere i protagonisti di questa corsa, non tra ultimo anche Cobalto di No, che si è messo nella quarta posizione della corsia di destra. Continua la marcia del leader incontrastato fino al momento Falena conduce sempre davanti ai soliti cavalli, prova a mettere la testa a destra il numero 12 di Denzel Washington, che incomincia a provare a fare accelerare la situazione. Ovviamente Antonio Di Nardo risponde presente e si fa un paletto in 14,3 e si entra in curva con Falena in piena accelerazione, quando ovviamente alla sua destra però Denzel Washington incomincia a diventare sempre più insistente, bussa alla porta sempre più forte. Dietro a loro c'è sempre Bacco Baciò, ma poi arriva fortissimo anche Crystal Ross. Entriamo in retta d'arriva con Falena che prova a staccarsi. Falena deve difendersi da Crystal Ross, ma ormai non c'è più tempo perché Antonio Di Nardo fa il tris e porta la vittoria Falena davanti a Pietro Cobellino con Crystal Ross. 1,15,6, 2,35,7 per compiere il rotolo di questo doppio chilometro. Quindi vince numericamente il numero 1 Falena Antonio Di Nardo. Per Alberto Di Chiara, questa femmina da Tesoro degli Dei, e Lara Hawk di proprietà della signora Martina Chiti. E andiamo a vedere anche tutti gli altri che adesso sfilano, guardiamoli nello slow motion per definire quelle che sono tutte le prime posizioni. Dovrebbero essere quindi vittoria del numero 1, secondo posto per il numero 10 Crystal Ross, e poi vediamo arrivare il numero 12 probabilmente terzo, quindi Denzel Washington terzo, a precedere Bacco Baciò e poi il numero 7 di Elodie. Per chiudere questa ultima corsa del convegno odierno noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo qua all'Ippodromo Arcoveggio.